Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Non sembra tanto buona la giornata, ma voi siete coraggiosi e siete venuti con pioggia, ma grazie. Questa udienza si farà in 2 posti. Gli ammalati sono nell'aula Paolo VI per la pioggia, sono più comodi lì e ci seguono con un maxi schermo. E noi qui siamo uniti, tutte e due, e vi faccio la proposta di salutarli con un applauso. Non è facile fare l'applauso con l'ombrella in mano, eh? Tra i tanti aspetti della misericordia ve n'è uno che consiste nel provare pietà o impietosirsi nei confronti di quanti hanno bisogno di amore. La pietas, la pietà, è un concetto presente nel mondo greco-romano, dove però indicava un atto di sottomissione ai superiori. Anzitutto la devozione dovuta agli dei, poi il rispetto dei figli verso i genitori, soprattutto anziani. Oggi invece dobbiamo stare attenti a non identificare la pietà con quel pietismo piuttosto diffuso che è solo un'emozione superficiale e offende la dignità dell'altro. Allo stesso modo, la pietà non va confusa neppure con la compassione che proviamo per gli animali che vivono con noi. Accade infatti che a volte si provi questo sentimento verso gli animali e si rimanga indifferenti davanti alle sofferenze dei fratelli. Ma quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina. No, d'accordo? La pietà di cui vogliamo parlare è una manifestazione della misericordia di Dio. È uno dei 7 doni dello Spirito Santo che il Signore offre ai Suoi discepoli per renderli docili ad obbedire alle ispirazioni divine. Tante volte nei Vangeli è riportato il grido spontaneo che persone malate, indemoniate, povere o afflitte rivolgevano a Gesù. Abbi pietà. A tutti Gesù rispondeva con lo sguardo della misericordia e il conforto della sua presenza. In tale invocazione di aiuto o richieste di pietà, ognuno esprimeva ante la sua fede in Gesù, chiamandolo Maestro, Figlio di Davide e Signore. Intuivano che in Lui c'era qualcosa di straordinario che li poteva aiutare a uscire dalla condizione di tristezza in cui si trovavano. Percepivano in Lui l'amore di Dio stesso e anche se la folla si accalcava, Gesù si accorgeva di quelle invocazioni di pietà e si impietosiva, soprattutto quando vedeva persone sofferenti e ferite nella loro dignità, come nel caso dell'emorroissa. Egli le chiamava ad avere fiducia in Lui e nella Sua parola. Per Gesù provare pietà equivale a condividere la tristezza di chi incontra, ma allo stesso tempo a operare in prima persona per trasformarla in gioia. Anche noi siamo chiamati a coltivare in noi atteggiamenti di pietà davanti a tante situazioni della vita,
scuotendoci di dosso l'indifferenza che impedisce di riconoscere le esigenze dei fratelli che ci circondano e liberandoci dalla schiavitù del benessere materiale. Guardiamo l'esempio della Vergine Maria che si prende cura di ciascuno dei suoi figli ed è per noi credenti l'icona della pietà. Dante Alighieri lo esprime nella preghiera alla Madonna posta al culmine del paradiso. In te misericordia, in te pietate, in te s'adduna quantunque in creatura e di bontate. Grazie.